E quel giorno, voglio manco tempo mi sossero. C'è sto un coppo cesso. E ciao, benvenuti a Speralla, ne siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, è un nuovo vlog sulla YouTuber League. Come sapete si è giocata la finalissima di YouTuber League tra Napoli e Juventus. Io attualmente non so come è andata a finire, voi già lo sapete se bene o male per noi, speriamo bene. E questo è il mio consueto vlog che vi porto nelle mie esperienze personali, tipo questa, tipo la finalissima, tipo un evento così importante che ho sempre sognato di giocare, di farne parte, quando appunto non ne facevo parte. Voi lasciate un bel mi piace se vi piace questo contenuto e ne vorreste altri simili, un bel commento con Forza Napoli Creators a prescindere da tutto e iscrivetevi al canale e arriviamo quanto prima possibile a 90.000 iscritti. E ovviamente per cominciare al meglio questa giornata si fa subito colazione. Oggi voglio una giornata impegnativa, quindi la colazione deve essere abbastanza importante. 60 grammi di pane bianco, un vasetto di yogurt senza lattosio, 3 cucchiaini di marmellata e mezza tazza di tè verde. Deve essere così perché è come se ci stessimo allenando. Stasera c'è un evento che fiocca. Fatemi sapere invece voi qui sotto nei commenti la colazione come la fate in queste situazioni. No, si cagano sotto. Buona marmellata. Poi ci abbiamo un po' di tè e tè. Non tutto perché sennò a Rocco quando mangiamo che se ce ne vanno altre cose in canna. Poi uzzini a fragola, il mio frutto preferito, non come può pensare qualcuno di voi, la banana. Non ti scordar mai di me, di ogni mia abitudine. Troppo particolare, non ti scordar mai di me. E ora la mia parte preferita, bello piezze di pane, 60 grammi, voglio la mattina e proprio che cazzo, cioè io non sono proprio abituato a fare colazione col pane più roba dolce fondamentalmente, però nella dieta c'è quando c'è allenamento. E quindi poco non bevi niente. Oh, la mia vita. Oh, mannaggia la miseria. Ah, stai scoppiando. Chi bello vuoi pare, maladapate. Cioè io a mezzogiorno faccio pure spuntina. Di nuovo marmellata, pane, però di meno e 100 grammi di banana. Cioè faccio o non faccio paura? Faccio o non faccio abuso? Fatemelo sapere per piacere. A livello di dieta, di alimentazione ci siamo. Che pire ci a fatica ancora. Ma io mezzogiorno e sto guardando un po' processo. Non lo so se è ansia o semplicemente un succa canna sotto e basta. A few moments later. Oggi ve lo giuro sono senza parole. Cioè, si vede che quello che mi è successo, mettete le mani in dei capelli, pure si nit. Ma ci bloccate la schiena. Ma in che modo? Cioè, questa cosa la dovete sapere solo voi che mi seguite su questo social, su YouTube. Cioè, che meritate? Oggi me ne stiamo un po' processo. Mentre Stefano Zana ha fatto un movimento strano, storto, ma già struzzollato. Sana che la schiena mi ha già bloccato. Mo accaderete perché sto senza maglietta. Non perché tengo un bello fisico, ma perché mi sono messo l'Aulin Gel, che in teoria dovrebbe aiutare un po' ad alleviare il dolore. Ma io sono tutto bloccato. Cioè come mi faccio? Guarda, è una cosa assurda, io ve lo giuro, volesse tanti che li cadono muro, mo. È assurda la mia vita, incredibile. Cioè nulla ci ha fatto questo movimento da settimana, quando vuoi che fa? Oggi che tengo la partita, vi aggiornerò. Voglio il pranzo di oggi prevede pasta di semola con zucchine, petto di tacchino con fagiolini. La mamma mia. No, voglio ufficiale. Ma sto cagando sotto. Questa è la terza volta da sta giornata. Voglio è tutto pronto. Let's go. Oggi sta pure il presidente. Facevano alla dai. Ah, finalissima. Non ci credo. Posto 22. Vicino al miglior difensore della YouTuber League. No. Non ci credo. Com'era quella parola che dicevi nel video del centro commerciale? Sicuramente. Personalmente com'era? Sicuramente. Allora ci avete Google. Antò? Arrivederci.
Ci hanno fischiato rigore per la Juve, faccio tutto. Per scherzo, la canzone dell'anno. Falla in melodico. Faccio tutto me scherzo, ma canzone dell'anno. La gente chiama Ginevra e tu ne mando Ecco cosa succede prima dell'evento, ecco cosa succede. No, aspetta, però non è successo ancora niente. Portafoglio, giusto? Juventini, porca miseria, in stazione hanno preso. I Juventini si hanno fottuto portafoglio. Cioè, tu paghi noi, non siamo noi. Posso tornare a Napoli finalmente. 30 euro per treno. Quindi ci hanno accattato sta finale. Sì, no, ho pagato l'arbitro già. Voglio piccolissimo aggiornamento, mentre dietro di me sicuramente vedete il gruppetto di noi che è rimasto qui ad aspettare il van che ci viene a prendere per portarci al campo. Schiena, così e così, non ce la città nessuno, cioè nessuno sa niente di questa cosa. Spero che non la debbano sapere questa cosa, cioè vuol dire che riesco a tenere quei 30 minuti. Quando dal campo mi faccio fare una seduta dal fisioterapista, gli spiego un po' quello che mi è successo, speriamo bene. Porca troppa. Agenda, agenda rigiocano Il cuore. gente magnifica, gente. Ciao, e quindi andrà. Vedi? Rallegri le giornate, veramente. Grazie a te. E quindi andrà. E quindi Andrea. Che grandi. Mamma mia, io non sto capendo niente, è bellissimo però. Intanto il campo, ma noi penso che andiamo diritti nello spogliatoio. Ci andiamo un attimo a cambiare con calma. Penso, in teoria dovrebbero stare qui gli spogliatoi, in teoria, dove sto andando. Cioè sto praticamente da solo. Spero siano qui, che l'ultima volta sono stati qua. Vediamo un po'. Mamma mia, comunque voglio, grazie mille per tutto. Cioè l'accoglienza sempre top, vediamo. No, sono soli proprio. Non facciamo so aiuto. Cioè sto completamente da solo. Porca troppa. Attenzione! Che grande, voglio, guardate qui questo ragazzo, come ti chiami? Edoardo. Un grande. Ma quindi questo è per me, cioè me lo regali? Ok. Pisciolino. E quindi Andrea, pronostico. 4-0 Napoli. Ciao Lorenzo, un bacio, non lo vedo vero? In videochiamata. Aspetta scuro. Staccata. Prima la mangi. Ciao. Mettiamo piede ufficialmente sul campo della finalissima. Già c'è gente qui sul campo, c'è gente fuori come state vedendo. Sempre una bellissima accoglienza, voglio. Non so come ringraziarvi veramente. Guardate l'umiltà di Momo Salah che si presta alle foto con i fan. Signori. Questo cellulare. Poi dite napoletani, dite bene, siamo ladri. No? Si gira, passo il destro, c'è spazio perché il Seri sta chi altro sombrero per Matteo. Che Robert, Mirko contro l'opolista Kibra, dentro c'è Cristo, Mirko la cerca, Cristo! Sì! In paradiso il suo Napoli Dai, dai! e diventa campione della Super League 23-24. Si make force! Si make force! Si make. Comunque Andre, ma ci avete fatto caso? E quindi Andrea, pronostico 4-0 Napoli! Andrea! Non ci credo! Non ci credo! La dedico a Michele Rapoll. Ah, che fortuna ragazzi, è il premio più bello che una moglie possa desiderare. Io volevo
volevo ringraziare seriamente tutti questi miei fratelli. Siamo stati uniti fin dall'inizio, però sono veramente fiero di voi e non c'è vittoria più bella che farla con voi. E volevo ringraziare una persona speciale, Fabietto, che molto probabilmente l'anno prossimo per varie vicende non ci sarà. Siete stati una famiglia per me da quando sono entrato a far parte di questa squadra e quindi non posso non ringraziarvi tutti voi. E forza Napoli! Forza Napoli! Bravo! Voglio comunque un'emozione bellissima, voglio vincere 4-0 in una finalissima di YouTuber League è un sogno, cioè veramente sfido chiunque. Loro le hanno avuto le loro occasioni, però voglio noi siamo stati proprio, proprio i numero uno, siamo stati i più forti. Manda video, Cadin, Silve. Oh, Silve, state accorta mai? Silve? Oh! Tipo io ando, video bro. Oh, vero. Comunque lo so impennare. Vai. So impennare. Questi qua sono diversi da quelli che abbiamo a Roma, Ragazzi, adesso arriva la mia parte preferita di questo vlog. Sì, ci siamo divertiti, abbiamo vinto 105. C'era da 105, no, 104, c'era pure ritmo. Comunque la parte preferita è questa qua. Vedi? Allora, home tour della nostra stanzetta. Bella grande. Allora, ci sono questi due lettini singoli. Ovviamente Andrea che rutta. C'è questo letto matrimoniale. Poi ci stanno questi mobili del 1945. La sedia inutile. E come al solito andiamo a vedere il cesso. Che alle nostre home tour ci sta sempre. È bello però. A parte che non verrà utilizzata questa doccia, perché già ci hanno fatta la doccia. Al campo, però tutto a posto. Adesso devono arrivare gli altri. Vediamo chi saranno i nostri compagni di questa fantastica avventura. Perché sarà una avventura. 12 seconds later. Ma com'è? Una stanza alla sanalla. Devono sapere, si sono allagati là. Io andrei in attimo. Andiamo a vedere. Rimasto. Ma dov'è la camera allagata? Questa. Ah, non sto. Vediamo. Che ci sta, guarda là. Sound on. Non ci credo. Che ne pensi, ma onestamente? Magari ci ha pensato con che 3 notte in gran. No, ma te vado qui. Bellissimo. Cioè, vai giù. Praticamente nella nostra stanza è mancata la corrente, nell'altra invece è tutta allagata. Ho del pigiama. Basta, non ci credo. Ma manca la corrente. Sì. Era la tua bambù che già c'era. È mancata la corrente qua. Lascia stare. Giurito all'uomo perché se chi sta bene non va bene. Andrea? Oggi partorito. Cioè voglio senza sapere niente, io l'ho detto prima di entrare. Questa è la mia parte preferita del video. E guardate qua cosa è successo. Da qua, guarda che top rimasto, va. Schifo di bidonvietti. Vabbè, proprio schifo, fra. Ma che tutto di... Ma vuol dire che non è la mezza. Non ci credo. Pasquale Mazzocchi nella camera da 105. Non ci credo. Ma s'ha mangiato a Pasquale Mazzocchi. Guarda chi le è mancata la corrente a picci. Ragazzi, vi faccio vedere i piedi del capitano del Napoli. Capitano. Da qui è nato tutto, ragazzi. Che è nato, Dio? È nata la vittoria, guarda la Coppa di Toro di te. Fra, hai fatto 2 tiri. Una traversa e un gol. Non essere un gol. Non fa mai un cazzo. Questo segna sempre il gioco una merda. No, voglio con questa troppo rufi di pire, Cadin. Mi sa che lo sei miei. Ma male, Sono Sì. ma ce l'avevi via. No, mi sono andato con baffa e ho detto non mi fate entrare. Non è vero. Non lo fanno trasino anche la Total. Perché? Ma guarda, ma... Avete comprato perché? Non lo so, chiamiamo a Buff. Sì, beh. Che dicono che sono entrati già 13. Dobbiamo capire chi è quello in più, bro. Cioè. Mi dici nell'hotel quanti prenotati hai? Allora, 15. Cioè, 15 prenotati. E perché questo dice che sono già 13 e sono 15 prenotati, qua dice 13. Ne abbiamo aggiunti 2 ieri sera. Abbiamo aggiunti due con una camera tripla. Sì, ne abbiamo aggiunti 2. Sto muto. Penso tutto che sarai Christian. Christian non capivo che faceva così. Andrea, tu c'hai 4 neuroni in testa. Ma Matteo? A Russon? Matteo sta facendo. Sta votando.
Ehi, ma quando siete capiti? Ma perché vuoi pure tu? Ma io sono messo 3 posti. 3 posti. C'è stato un disguido nella nostra stanza, qualcuno ha lasciato il rubinetto aperto, secondo me. Perché tu stai facendo sopralluogo? Ragazzi, casco proprio, come si dice, quando piove? Si può finire. Se può finire, vasca, sta fatto. Comunque ci stanno di 3 posti, io. Sì, sto balcone là fuori. Ah, ma tutto ciò non abbiamo ordinato. Due i turni. Sì, sì, no, in tutto questo. Fino a 40 minuti. È brutto quando ci stanno Andrea, ma mangiamo cosa? cominciamo a vedere se io potremmo avere un cibo, non teniamo manca. Ma come parli? Un cibo. Andrea? Un cibo, come chiamare? Magnà, fra. Un magnà. È un cibo, magari è un cibo. Andrea, ma Rovi non è strunzo. Frate, ma tu, aspetta, qual era la parola che si dice il colano? Ah, verità, fra, verità. Come si dice? Ma te l'hai mangiata io. Ah, verità, oh. No. La verità, fra, tu dici No. la verità. Ma che verità? La verità, se l'hanno mangiata io. Frate, tu te le mangiate sì, guarda che panza. Andrea? Se si mangiava io, mica era così. È più snella. È più snella lei. Era così, dai. È come Matteo. Maggio, intanto la situazione è ancora questa. I borsoni qua. Io vado a mangiare con Matteo giù, che nella nostra stanza non si vede niente. La corrente manca ancora. Quindi scendo giù con Matteo. Sto un chippa, push. Ma sì, mi do proprio buono. C'è che grande panino l'hai pigliato. Non so che si fa scendere panino. E non è pure sgarrato, che mi sono preso rucola, fisa di tacchino e pomodoro. Tu? Crudo, pomodorini secchi, mozzarella di bufala e pesto di basilico. Oh, i pomodorini secchi ti piacciono, eh? Assai. Ma non è La situazione è questa qua, eh. Ecco che distrutti, oh. Era tornata la luce. Se ne è ritornata a voto. Ecco, che distruzione. Ma io supplì qualcosa di... Di favoloso, Andrea. Sai, Mo vi faccio vedere che ore sono, voglio in tutto questo. Sono che 3 la mattina. Situazione attuale. Ma chi l'ha lo sto mangiando in duces? Che spettacolo. Come sta la pizza? Sapevi frisbee? Ah, un po', un po'. Interrogatorio. Poi invece ringrazia che adesso facendo la luce. Pure la lampada. Giovanni, d'accordo, pensi così ritroverà. Un supplì in meno. Io glielo dirò a me. Così come a me, ma vabbè, allora Io glielo dirò a mio fratello Mirko. questo. Bello, bella pizza e bella. Supplì maggiore. Arancina. No, arancino più buono. Supplì maggiore. Zuppolella? Zippola. Sì? Ragazzi, fate sapere qui sotto nei commenti se è il supplì maggiore della zeppola. Oh, uscire che stai. Guarda, non va a capo questo qua. Che si chiama, faccio un muro se rompe. Un muro però. Andrea, dai i voti a tutti quanti. Dario 10, impeccabile, non ha sbagliato niente. Mamma mia. Oh. Allora, botta in risposta. Che ha sbagliato Dario stasera? Niente, 10, non posso dare altro voto. Poi. Superarla. 2. Vabbè, gli do un 8, dai, non posso esagerare perché non ho fatto la prestazione. 8. Vabbè, così. vabbè, ma saranno 8. Ma è 8. Addirittura. Ma io devo dire Ali. 8 è il voto più basso che darò. Poi Ciale 10, il miglior difensore centrale della Juve League. No, Patrizio Canese, il miglior braccetto a 8 a destra della Juve League. Voto 10, impeccabile, non ha sbagliato niente. Il video. Una bomba atomica sta stanza. Mi voglio che sa pizza. Poi Silvestro Baffo 9. Silvestro Baffo 9. Pulito, sistemato, ha fatto quello da fare, interventi. Silvestro Vido. No. Poi passiamo al centrocampo. Chi è Matthew, Fabio Di Mauro, MVP della partita. 10. 10 e lode. Ma sì. 10 e lode. Fatto consulato. No, 10 all'uomo, questo segniamo. 10. Andiamo avanti, Matthew 10. Gol che ammazza le gambe agli avversari. 2-0, amministratore del centrocampo. Alle chiavi del centrocampo 10. No, te ne vecchia pure spogliatoio, Matteo. Mirko 2. Hai detto 8 era il voto più basso che mettevi.
Mirko 9,5, fra. O 10 per me. Allora, Mirko fatto tu una pressing. Mirko 9 è andato, cioè, sopra le sue doti fisiche. Cioè, ha superato i suoi limiti in questa partita. Ha performato, sì. 9. 9, confermato. Simone Crispo, 10. Ha giocato per la squadra e non ha pensato a se stesso. Vero. Un grande uomo, lo si vede anche nei piccoli gesti. Cioè dormire con lasagna stanotte. Sì. Sto dicendo, non si so, giuro. Dà il pallone del 4-0 del rigore a Sciale, pur sapendo che potesse diventare il capolavoro. Il capitano Pius, 10 all'ode. Andrei? 10 all'ode, impeccabile sotto tutti i punti di vista. Mentali. 8,5. Punto di vista mentale, tattico, incisività. L'ha fatta vincere lui nello spogliatoio. Si è messo bene la fascia, ha fatto nuovi capelli. Ad ogni gol, ad ogni tiro è stato pericoloso. Ha intimidito gli avversari. 10 all'ode, già 7. Un idolo, è venuto da Napoli per vedere noi. Un idolo. 10. Antonio? Antonio invece non era abbracciazione da abbracciarmi. Antonio l'ho sentito poco oggi. Serio. Ha detto solo ragazzi rischiamo poco. Non forzate la Non giocata. forzate. La pesante. Non forzate. Poi mi diceva nei minuti di quando dovevo giocare. 10. No, 8. Voto Cristian Massimino. Non ha fatto niente da top primas. Cioè, a parte il polsino, 9,5. Sto polsino che si porta ancora dietro. Ragazzi, abbiamo finito di dare i voti. Fateci sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo. Ragazzi, può finire questo magico vlog. Ci vediamo in un prossimo video. Vado a dormire. E ciao. Chiappanna la coppa un bacio, sti va chiappanne.